questa giornata di campionato. Scendono in campo l'Ardea che ha in dote 13 punti e il Città dei Papi che ha solamente 3 punti in classifica. Pelezigno, l'appoggio per Bernardini, il sinistro, fulminato l'estremo difensore del Città dei Papi, è il vantaggio della formazione dell'Ardea, strepitoso gol di Bernardini. Il passaggio versione Valenza che fa partire una bordata sotto la traversa, raddoppio dell'Ardea, 2-0. Colpo di tacco a liberare Pelezigno e sono 3. Terzo gol da parte dei padroni di casa. Pelezigno. Pelezigno spalla alla porta, l'appoggio per Bernardini che la piazza e fa poker, 4-0 per l'Ardea. L'appoggio per il numero 11 Pucino ed è la cinquina dell'Ardea, 5-0. Galasso se ne va e allora arriva Galasso al limite dell'area e fa centro, 6-0 per l'Ardea. L'anticipo di Fortuna e poi De Antonis trova il pertugio giusto, arriva il gol della bandiera per il Città dei Papi, 6-1.
per Pelesigno che tutto solo fa doppietta, 7-1 per l'Ardea. Ed arriva in questo momento il triplice fischio. È una bella vittoria, soprattutto importante perché ci consente di riprendere il cammino che abbiamo lasciato martedì a Velletri, dove abbiamo pareggiato in un campo molto difficile e soprattutto con una squadra molto rimareggiata, perché mancavano 2 o 3 elementi importanti per questa squadra. Niente, siamo ancora in fase di costruzione per quanto riguarda il gruppo, perché a differenza dell'altro anno dove eravamo molto uniti manca ancora qualche cosina, però siamo sulla strada giusta. Possiamo fare molto meglio per gli standard di questa squadra. La prestazione, sono entrato oggi dopo l'infortunio alla caviglia, penso sia andata bene, pensiamo di fare meglio. Ringraziamento a tutti i tifosi che vengono sempre a sostenerci sia in casa che in trasferta, e alla società che dal canto suo non ci fa mancare nulla.